Grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Io sono molto contento di essere stato invitato e ringrazio gli organizzatori del Festival Costituzione, che è una bellissima iniziativa. Ringrazio i ragazzi per questa bellissima introduzione, sono contento di averli qui perché l'Europa sarà soprattutto vostra. Abbiamo bisogno di un'Europa più forte, più unita, ma di un'Europa diversa da quella che abbiamo oggi, un'Europa molto più vicina ai cittadini rispetto a quanto lo sia adesso. Allora, io vi parlerò di questo libro che è il risultato di anni di ricerche, anni di lavori e di viaggi in questo nostro continente così bello. Un viaggio che però ho cercato di fare con un occhio diverso rispetto a quello che ho io, ma che possiamo avere tutti noi quando visitiamo città, non so, come Londra, come Amsterdam, Dublino, Ginevra, tanto per dirne alcune. Le visitiamo per turismo oppure per lavoro. Vediamo solo un aspetto di queste città, l'aspetto più bello forse, no? Sicuramente, i monumenti, la vita di ogni giorno, ma in quegli stessi ambienti, in quelle stesse vie che noi frequentiamo, c'è un altro mondo che noi non vediamo o vediamo soltanto marginalmente, vediamo soltanto una parte di questo mondo. È quello che io definisco il mondo di sopra. È un mondo che sta sopra di noi e che spesso non ha alcun contatto con noi. Da chi è formato? È formato da ultra ricchi, quindi persone molto facoltose. Parlo di persone che hanno patrimoni di centinaia di milioni di euro o anche di miliardi di euro. Ed è composto da multinazionali. Scusate, mi sentite bene? Perfetto. È composto da multinazionali, in gran parte sono multinazionali del web, ma non solo, multinazionali che riescono a non pagare le tasse o a non pagare le tasse che dovrebbero e che quindi fanno una concorrenza sleale nei confronti delle altre imprese, quelle più piccole, le medie imprese, le piccole imprese, quelle che non hanno queste possibilità. È composto da VIP, da uomini dello spettacolo, uomini dello sport, e in mezzo a loro ci sono anche però personaggi un po' strani, come gli oligarchi russi, cinesi, ucraini, del mondo arabo, insomma personaggi miliardari che hanno fatto i loro soldi sfruttando e depredando a volte i paesi nei quali vivono. E poi ci sono anche i criminali, sì, ci sono anche i criminali, ci sono i mafiosi, i trafficanti di tutti i generi, perché utilizzano gli stessi canali, le stesse istituzioni finanziarie e utilizzano gli stessi consulenti che vengono utilizzati dagli altri personaggi del mondo di sopra. Io ho preparato delle slide, vabbè, cercherò di parlare, le slide magari sono molto, contengono un po' di numeri eccetera. Volevo partire da questa frase, che è una frase che è sullo sfondo di questo libro, in questa mia indagine che ho fatto nei paesi europei. La frase è questa: i soldi sono come l'acqua, trovano sempre un varco in cui insinuarsi. Questa frase è stata pronunciata un po' di tempo fa, qualche anno fa, da un ex ministro delle finanze svizzero, quindi uno per i paradisi fiscali se ne intende. Cosa significa questa frase? I soldi sono fluidi come l'acqua, quindi sono qualcosa che a volte può essere inconsistente, perché viaggia nei sistemi informatici. I soldi possono essere trasferiti da un paese all'altro con un click, un semplice click, possono andare dall'Italia, dalla Svizzera a Singapore o alle Cayman o a Dubai.
e trovano comunque un varco in cui insinuarsi, cioè tutte le leggi che vengono approvate nei vari paesi che cercano di impedire il riciclaggio, l'evasione fiscale e tutto il resto, in qualche modo molto spesso lasciano dei varchi. Le crepe sono tra le leggi dei singoli paesi, tra la legge di un paese e la legge di un altro, ci sono delle differenze che vengono utilizzate per poter far passare i soldi, sono come delle crepe dove questi soldi, fluidi come l'acqua, si insinuano e riescono a scomparire. Lo vedremo più tardi facendo anche degli esempi. Quindi è una frase molto vera, anche se è una frase abbastanza inquietante, perché ci direbbe qualsiasi sforzo si fa è inutile, ma non è così. Non è così perché gli sforzi comunque riescono a ridurre queste crepe, no? Riescono a ridurre queste crepe. Iniziative come quella Tax the Rich è un'iniziativa che mira a ridurre queste crepe, quindi va sostenuta assolutamente. Allora, volevo farvi alcuni esempi. Io ho viaggiato in 11 paesi, dopo li elencherò, in 11 paesi europei, che sono quasi tutti, c'è anche l'Italia, chiaramente, quasi tutti paradisi fiscali, e l'Italia da un certo punto di vista lo è un paradiso fiscale per alcuni, per gli stranieri, ma questo diciamo è un altro discorso, io mi concentrerò sui paesi esteri. E vi voglio fare alcuni esempi che presi singolarmente magari possono non dire nulla o possono, come dire, rappresentare soltanto un piccolo particolare, qualcosa che c'è in un singolo paese e non in tutti, ma nell'insieme danno l'idea di quanto questo mondo di sopra, che noi non vediamo, trova in Europa, purtroppo anche in Europa, un ambiente molto ideale per poter moltiplicare le proprie ricchezze. Ora, noi siamo legati all'articolo 53 della Costituzione italiana, che è stato appunto sviscerato, immagino, in questi giorni e che è alla base di dell'appuntamento di quest'anno. La progressività delle imposizioni fiscali, ognuno deve dare ciò che può in base al suo reddito e la tassazione è progressiva, chi più ha più deve contribuire. In Europa invece, ma anche in Italia purtroppo, alla fine esiste, la tassazione è sostanzialmente regressiva, più hai meno paghi, questo è un po' il risultato della situazione europea. Allora, in Belgio c'è una via che è abitata da miliardari. Questa via si trova in uno sperduto paese al confine con la Francia, proprio sul confine, e è un posto dove non c'è niente, no? Ci sono le mucche, ci sono campi di patate, c'è molto vento, c'è qualche negozio. Su questa via, lungo questa strada che viene chiamata la via dei miliardari, si sono trasferiti alcuni componenti di una famiglia molto importante francese, si chiamano les Moulier, possiedono un impero commerciale, industriale molto importante, no? Per esempio posseggono il marchio Decathlon o Leroy Merlin e così via, ne hanno tantissimi. Si sono trasferiti, cioè hanno varcato poche centinaia di metri, 200-300 metri rispetto ai paesi, all'area dove vivevano, perché in Belgio pagano meno tasse rispetto a quanto pagano in Francia. In quella zona si è trasferito anche un attore francese, che in Francia è considerato il miglior attore, Gérard Depardieu, si è trasferito anche lui in quella zona per non pagare le imposte in Francia. Loro possono farlo, un lavoratore dipendente
probabilmente non può farlo, anche perché i prezzi delle case in quella via sono schizzati alle stelle. In Olanda c'è un edificio su uno dei canali più importanti di Amsterdam, uno dei più ricchi, il canale dei signori della traduzione, Erengracht, dove sulla facciata di un edificio c'è, vicino accanto a un frontone, c'è una targhetta con il simbolo dei Rolling Stones, lo conoscete tutti, la lingua, la bocca, la lingua rossa, eccetera, Lips and Tones. Perché? Perché lì dentro ci sono due fondazioni e alcune società dei Rolling Stones. I Rolling Stones non sono olandesi, non hanno niente a che vedere con l'Olanda, ma perché? E quindi perché hanno delle società in quello stesso posto. Tra l'altro, nello stesso edificio, amministrate dallo stesso manager, c'è la società di un'altra grande rock band, che sono gli U2, che si battono spesso, si sono spesso battuti per gli aiuti al terzo mondo, hanno lì la loro società dove confluiscono tutti i diritti d'autore. Perché lo fanno? Perché così non pagano le tasse. Neanche loro sono olandesi, sono irlandesi. A Dublino dovrebbero pagare molte tasse, facendo passare i diritti d'autore, quindi i diritti musicali, il merchandising, tutto quello che volete. E immaginate, sono milioni e milioni di euro ogni anno, facendoli passare dall'Olanda, questi soldi non devono più pagare le imposte. Passiamo al Lussemburgo. Lussemburgo è un altro paradiso fiscale europeo, è uno stato piccolo ma importante, ha dato anche un presidente della Commissione recentemente, della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. 9 società su 10 sono controllate da cittadini stranieri, cioè da persone che non sono lussemburghesi, 9 su 10, quindi solo una società, solo il 10% delle società che esistono in Lussemburgo sono di cittadini lussemburghesi. Perché il Lussemburgo richiama così tante persone? E c'è un dato che volevo darvi che riguarda sia il Lussemburgo sia l'Olanda. Allora, è un dato che riguarda quelli che sono gli investimenti dei paesi esteri. Così è meglio? Okay. Che riguarda gli investimenti dei paesi esteri dei paesi esteri in Olanda e in Lussemburgo. Allora, i soldi che arrivano in Olanda sono pari al 519% del PIL, cioè di quanto l'Olanda, della ricchezza che l'Olanda produce ogni anno. Sono 5 volte la grandezza dell'economia olandese. In Lussemburgo il dato è ancora più grande. Qui sono 56 volte i soldi che arrivano dall'estero in Lussemburgo, sono 56 volte la grandezza dell'economia lussemburghese, quindi un paese piccolissimo che attrae una quantità di soldi enorme. Un piccolo esempio è quello che ho scoperto camminando nella periferia di Lussemburgo, un edificio, piccolo edificio dove dentro c'erano 150 società, 130 erano dei cittadini italiani. Erano imprenditori, professionisti che hanno costituito una società lì dove non hanno né un dipendente, non hanno uffici, perché di fatto c'è un unico ufficio che diventa l'indirizzo delle lettere per queste società, ma non c'è nessuno. Perché questi italiani hanno creato delle società in Lussemburgo pur non avendo nessuna attività in Lussemburgo? La risposta è sempre quella: queste sono società che posseggono tante società in Italia, ma siccome e quindi i dividendi fluiscono in Lussemburgo, lì non pagano le tasse, in Italia le pagherebbero, quindi ci sono dei soldi che dovrebbero arrivare allo Stato italiano, invece arrivano, vengono trasferiti in Lussemburgo e lì non pagano le tasse, e tutto questo è legale. Una caratteristica di tutte queste cose che sono cose legali. Uno dice, vabbè,
E allora perché ne parli? Mi dicono molti. Appunto per questo, perché non c'è bisogno di infrangere le leggi per avere un privilegio fiscale rispetto a tutti noi, non c'è bisogno, basta osservare le leggi che ci sono, che evidentemente sono state fatte proprio per questo motivo. Vado ancora avanti, ancora con altri esempi. Dublino, l'Irlanda, è la sede di molti studenti, anche italiani, che vanno a studiare l'inglese o vanno a studiare in quella città. Beh, se vi mettete davanti al teatro di Dublino, un bellissimo edificio disegnato da un architetto futurista, bellissimo davvero, e voi osserverete alla vostra, un po' più spostato sulla destra rispetto al teatro, c'è un enorme palazzo tutto in vetri dove ha sede il quartier generale di Meta, quindi Facebook e Instagram, è il quartier generale mondiale dopo quello degli Stati Uniti, cioè la sede americana riceve gli utili provenienti solo dagli Stati Uniti, invece a Dublino arrivano tutti i pagamenti da tutto il resto del mondo, cioè se noi facciamo un acquisto o facciamo un'inserzione pubblicitaria su Instagram o su Facebook, i soldi vanno a finire lì, in questo edificio. A 30 metri c'è Airbnb, poi c'è TikTok, poi c'è LinkedIn, sulla sinistra c'è la sede mondiale, anche questa di Google, sono tutti palazzi in vetro, trasparenti i palazzi. Poi c'è Amazon, poi c'è LinkedIn, forse l'ho già detto, ancora più avanti, però verso la periferia c'è la sede mondiale extra Stati Uniti di Microsoft. Insomma, sono tutti lì, nel raggio di pochi chilometri quadrati troviamo tutte le web company, tutte a Dublino e tutte per lo stesso motivo, perché come hanno evidenziato alcune indagini fatte dalla Commissione europea, per esempio, una di queste società, Apple, pagava imposte ridicole, un anno ha pagato lo 0,005%. Quanto paga un'impresa italiana? Ecco, la differenza è notevole. Cipro è un altro paese dell'Unione Europea, è più difficile andarci, insomma, in genere ci si va, magari qualcuno va a delle spiagge molto belle, quindi è una meta da questo punto di vista bella. Cipro però è una città in mano agli oligarchi russi, è un paese, soprattutto Limassol, che è la località turistica. Io prima di partire per Cipro avevo fatto uno studio molto lungo, avevo rintracciato decine e decine di società di oligarchi russi, di indirizzi, volevo vederli di persona, volevo capire dove queste società erano collocate, e a un certo punto mi sono trovato in una piazza, una piccola piazza circolare di Limassol, vicino al lungomare, dove nel raggio di pochi metri c'era a destra, avevo, come al solito mi piace fare queste cose, cioè descrivere i posti e i luoghi dove vengono collocate fisicamente le società, perché questo è importante, perché dalle società passano i soldi. C'era un grattacielo dove ha la sede una grande società russa che gestisce imbarcazioni di tutti i tipi e che gestisce gli yacht che vengono utilizzati da Putin. A sinistra c'era l'edificio dove Roman Abramovich, che è un altro oligarca molto importante, uno degli uomini più ricchi della Russia, possiede le sue società e i suoi trust, cioè lì dentro passano miliardi e miliardi di euro. E così è tutta la città, è piena di palazzi dove questi oligarchi hanno le loro sedi. C'è un palazzo dove sono custodite, sono domiciliate le società di un altro oligarca, che è quello che è il proprietario
di quello yacht che è a Trieste, non so se l'avete mai visto, quello yacht congelato dalle autorità italiane e che ormai da 2 anni è fermo davanti al porto di Trieste, è un veliero d'acciaio. Ora, le società di questo oligarca hanno un valore superiore al PIL di Cipro, quindi mettendo insieme tutti i soldi custoditi lì dentro, in quel paese, a Cipro, si arriva a cifre colossali e sono tutti lì, per una ragione semplice, perché lì sono protetti, nessuno li va a disturbare, possono attraverso le società cipriote, comprando i passaporti ciprioti, adesso non è più possibile, ma fino a un paio di anni fa potevano farlo, compravano il passaporto cipriota e diventavano cittadini europei, potevano cioè spostarsi con il loro passaporto europeo, come possiamo fare noi, in tutti i paesi europei e in tutti i paesi del mondo che hanno degli accordi di libero spostamento con l'Unione Europea. In questo modo riescono a nascondere i loro soldi. E poi c'è Londra, che non è nell'Unione Europea, lo era fino a poco tempo fa, ma Londra è uno dei più grandi paradisi fiscali del mondo, perché a Londra fanno capo una serie di altri paradisi fiscali che sono territori inglesi, l'Oltremare, che fanno parte del Commonwealth e che sono nei Caraibi, tipo le Cayman, le Bermuda, le isole Vergini Britanniche. Tutti quei soldi arrivano nella City di Londra e lì vengono investiti. E c'è un palazzo, è un esempio, ma palazzi di questo genere ce ne sono tantissimi nel centro di Londra. Un palazzo dove dentro ci sono 19.000 società, quindi la contenere 19.000 società. Un palazzo dovrebbe essere grande quanto un paese, quello è un piccolo palazzo, come dire, di epoca vittoriana, di pochi piani, e però dentro sono registrate 19.000 società. Tra queste società registrate vi faccio un elenco, cioè ve ne indico soltanto alcune. Tra queste società ce ne sono alcune che si chiamano così: Banca Nazionale del Lavoro, Cassa Depositi e Prestiti, Cassa di Risparmio di Cento, Intesa San Paolo, Mediocredito Italiano, ma poi ci sono anche banche straniere, Banca Cantonale di Ginevra, Deutsche Bank, eccetera. Sono tutte banche finte, non sono le vere banche, sono finte. Sono società che hanno lo stesso nome di banche vere. Per quale motivo? Nessuno lo sa, probabilmente per delle truffe. Nessuno è mai andato a indagare su questo. Quando io ne ho scritto, le banche italiane si sono mosse, hanno scritto alle autorità inglesi e alcune sono riuscite a far cancellare o a far cambiare nome a queste società, ma altre resistono ancora, perché a Londra puoi creare una società dal nulla. Io per esempio l'ho fatto proprio per dare un esempio, per far capire come si può fare. Insieme ad un mio collega abbiamo via computer, spendendo 12-13 euro, abbiamo costituito una società, era una provocazione chiaramente, l'abbiamo fatto per denunciare questa cosa, una società che, intestandola all'allora latitante numero 1 di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. La società l'abbiamo chiamata Latitante 24 e abbiamo scritto come indirizzo della società Downing Street numero 10, che è la sede del primo ministro inglese. Chiaramente dopo che abbiamo pubblicato questo articolo è venuto giù un casino in Gran Bretagna, ne hanno parlato tutti, insomma, però l'abbiamo fatto per provocare, per smuovere le acque, per far capire che cosa si poteva fare, perché nel registro delle società, delle imprese, poi qui c'è tutto l'elenco, delle imprese britanniche di Londra, ci sono società che sono gestite da
personaggi che si chiamano così. Allora, c'è una società che è gestita da Hitler, un'altra società è gestita da Stalin, un'altra è gestita da James Bond, un'altra da Jesus Christ, e poi c'era una società che aveva come amministratore la banda Bassotti e insomma cose di questo genere. In Gran Bretagna e in Inghilterra uno penserebbe che insomma un paese serio, ma cioè, queste cose le puoi fare in Italia, invece no, in Italia non si possono fare, perché in Italia abbiamo delle leggi che da questo punto di vista sono molto più rigorose rispetto a quelle degli altri paesi. In Gran Bretagna si può fare. Il registro delle società inglesi è pieno di società che hanno nomi di questo genere o indirizzi finti. Per esempio ci sono famiglie di paesi che sorgono intorno a Londra che si stanno vedendo recapitare delle lettere che arrivano da tutto il mondo perché qualcuno ha messo come indirizzo di una finta società che è stata creata a Londra la loro abitazione, e questo è un problema che sta emergendo in forme molto pesanti. Andiamo avanti. Monte Carlo è vicino all'Italia, sono 20 km dal confine italiano, da Ventimiglia. È un paese che ha una densità ufficialmente, ha una densità di abitanti superiore a 3 volte quella di Hong Kong. Allora, io una volta sono andato a Hong Kong e francamente, cioè, c'era una densità pazzesca di persone, ci sono palazzi che sembrano degli alveari, realmente sono pieni. Tutto questo a Monte Carlo non accade. Monte Carlo è una città-stato tranquilla, poche migliaia di abitanti, in un territorio di 2 km quadrati, e però appunto ufficialmente ha questa densità perché è piena di ricchi, super ricchi, milionari, chiamiamoli come volete. Puoi abitare lì se sei milionario, se sei straniero, perché un'abitazione costa anche 120.000 euro al metro quadro. E però appunto ci sono degli edifici che restano fuori, che restano vuoti. A Monte Carlo hanno la residenza alcuni tra i più importanti tennisti, per esempio italiani. Perché lo fanno? Perché vanno lì? Perché tra l'altro Monte Carlo è il paese con la più alta concentrazione di tennisti di fama, ma nel suo territorio non ha neanche un campo da tennis. Perfino il Vaticano ha un campo da tennis che è più piccolo di Monte Carlo. Nel suo territorio non esiste un campo da tennis. Campi da tennis ce ne sono tantissimi, sono in Francia, cioè devi superare il confine, basta attraversare la strada e sei in Francia, non è che devono fare chilometri, fanno 50 metri e sono nel campo sportivo. Ma paradossalmente i tennisti hanno scelto Monte Carlo, l'unico paese dove non ci sono campi da tennis, per andare a risiedere. Perché? Perché a Monte Carlo non si pagano le tasse, non si pagano le imposte. Noi non potremo mai andare a Monte Carlo, primo perché siamo legati chiaramente al nostro lavoro, secondo perché probabilmente non abbiamo 20, 30, 40 milioni di euro a disposizione, non abbiamo la possibilità di spendere 120.000 euro al metro quadro, non abbiamo la possibilità di pagare 10.000 euro al mese di spese di condominio, perché queste sono le cifre, 10.000 euro al mese di spese di condominio. Il più costoso appartamento di Monte Carlo, che è una penthouse di 1500 metri quadri in cima ad una torre, viene affittato a 800.000 euro al mese da un politico di un paese dell'est europeo. Allora, scusate, vero? Tutto questo, alla fine di questo viaggio che ho fatto, mi porta a dire che
l'Europa è il più grande paradiso fiscale del mondo. Messi insieme tutti questi paesi, messa insieme tutta la massa di soldi che questi paesi riescono ad attrarre, fanno sì che l'Europa sia il più grande paradiso fiscale del mondo. Ora, si potrebbe dire, vabbè, e questo cosa significa? Paradisi fiscali ce ne sono un po' ovunque, ce ne sono nei Caraibi, c'è Dubai, c'è Singapore. Il problema è che i paradisi fiscali che noi immaginiamo sono sempre quelli lontani, quindi così molto lontani, appunto, non ci toccano, pensiamo che non possano avere influenza sulle nostre vite. In realtà ce li abbiamo in casa, ce li abbiamo in Europa. Non c'è una definizione di paradiso fiscale, chiaramente, però si può dire che i paradisi fiscali sono quei paesi che hanno creato delle leggi, come appunto l'Irlanda, come l'Olanda, come Monte Carlo, delle leggi fatte apposta per attrarre società o milionari o persone facoltose. Quindi per attrarre soldi, per attrarre realtà che possono portare soldi, ma in questo modo lo fanno facendo una concorrenza sleale, torna ancora questa parola. Certo, sono liberi di farlo, chiaramente, perché ogni paese è sovrano, ma le conseguenze che hanno sono che una massa enorme di soldi si sposta da alcuni paesi, come per esempio l'Italia. È vero che in Italia le tasse sono alte, siamo d'accordo tutti, si sposta da questi paesi verso quegli altri. Quindi sono quelli che io chiamo gli stati parassiti, cioè gli stati che vivono succhiando, prelevando soldi da altri paesi. Se non avessero queste leggi, se non avessero fatto dei trattati con altri paesi che fanno in modo che, facendo passare i soldi in quegli stati, i soldi non devono più pagare le tasse, se non avessero fatto questo, sarebbero paesi normalissimi, anche insignificanti, paesi dove insomma l'economia non sarebbe quella che è attualmente. L'altro fattore che garantiscono i paradisi fiscali è la segretezza, nel senso che costruiscono un sistema fatto in modo che sia difficile avere informazioni sulle persone che si sono trasferite lì o sulle società che si sono trasferite lì. Non sono molto trasparenti, o quantomeno tendono a ridurre al minimo le informazioni. Se poi si va in altri paesi, paradisi fiscali che sono nei Caraibi, come le isole Vergini Britanniche per esempio, ma la stessa cosa è anche Liechtenstein in Europa, lì quelli sono dei buchi neri, lì non si riesce a estrarre nessuna informazione. I bilanci delle società non sono pubblici, non è pubblico nulla, non c'è neanche un registro pubblico dove tu puoi verificare se quella società esiste, chi la amministra, chi è il proprietario. Anche perché in molti paradisi fiscali tu puoi, così come io ho costituito la società a Londra, in molti paradisi fiscali tu puoi costituire le società direttamente dal computer. Esistono dei siti che sono dei veri supermarket delle società finte, delle società fantasma, come le chiamo io, cioè le società che vengono create a Dubai, nelle isole Vergini Britanniche, a Monte Carlo, a Gibilterra, dove vuoi, soltanto per aggirare l'imposizione fiscale. Praticamente in quei siti tu puoi scegliere il nome della società, puoi scegliere quanto spendere, puoi scegliere il paese in base a tutti gli obblighi e i vincoli che hai, no? Se devi rendere il bilancio oppure no, se devi conservare i documenti in quel paese o li puoi tenere tu, magari anche
nella cantina di casa, puoi pagare dei prestanome che funzionino, insomma, che si espongano al tuo posto, nel senso che risultino nei documenti ufficiali i proprietari della società. Tu non figuri mai, figura il prestanome, sono dei professionisti che fanno questo e che magari risultano titolari di centinaia di società, ricevono un tot al mese, possono anche essere impiegati o nullatenenti, tanto nessuno va a controllare, e quindi tu puoi costituire la tua bella società senza risultarne il proprietario. E poi toccherà eventualmente a qualche magistrato di qualche procura italiana o straniera chiedere l'assistenza giudiziaria, che so, a Dubai o alle isole Vergini Britanniche. Inutilmente, perché in genere questa assistenza non viene, questa cooperazione non viene data, oppure se viene data solo in forme parziali o arriva dopo tanti anni, quando ormai la società non esiste più, i soldi sono stati spostati e quindi non è più possibile rintracciare il colpevole magari di un reato. Questa cosa è facilissima da fare, basta pagare. Va bene, qui c'era un caso di... ecco, quanti sono i soldi nei paradisi fiscali? L'ultima stima parla di 12.000 miliardi di dollari, cioè il 12% del PIL mondiale. E solo il 25% di questa somma sarebbe frutto di evasione fiscale. Questo perché recentemente sono state adottate delle leggi che hanno in qualche modo limitato o reso più costosa l'evasione fiscale. Una legge è quello che il cosiddetto scambio automatico di informazioni finanziarie, cioè se la Svizzera ha un conto di un italiano in una banca è obbligata a comunicare al fisco italiano quanto quella persona ha guadagnato quell'anno, e quindi l'Italia sa bene quanto deve chiedere di tasse a quella persona. Quindi questi accordi, che sono stati estesi a centinaia di paesi, non a tutto il mondo, soprattutto non agli Stati Uniti purtroppo, hanno fatto sì che l'evasione fiscale internazionale, la grande evasione, ufficialmente diminuisse. Ma cosa è successo? È successo che parte di questi capitali sono stati spostati dalle banche e sono stati investiti in immobili o in oro, perché lo scambio automatico di informazioni finanziarie non comprende soltanto i soldi depositati nelle banche o quelli investiti in azioni, in obbligazioni, in società, eccetera, ma non comprende invece appunto l'oro, gli investimenti immobiliari, gioielli, quadri, yacht, criptovalute, tutto il resto. Quindi la cifra di 12.000 miliardi è una cifra parziale, potrebbe anche essere il doppio, nessuno lo sa e nessuno credo lo saprà mai. Gli italiani per esempio hanno 200 miliardi di euro offshore depositati all'estero e in gran parte nei paradisi fiscali. La gran parte sono soldi appunto depositati in banca, un'altra parte invece sono immobili, generalmente in Costa Azzurra, a Londra, a Dubai oppure a Singapore. Allora, questi sono i paesi che io ho girato, chiaramente c'è l'Italia sopra, dell'Italia appunto parlo per una cosa particolare, sono i paradisi fiscali europei, a cui si aggiunge Dubai, perché Dubai è diventata un appendice ormai dell'Europa, dei paradisi fiscali europei, soprattutto per quanto riguarda i soldi sporchi, i soldi frutto di evasione o i soldi della criminalità, che sono stati spostati da questi paradisi fiscali che vedete lì sopra, sono stati spostati in parte a Dubai, dove possono nasconderli più facilmente, perché i controlli sì sulla carta ci sono, perché anche Dubai aderisce a quell'accordo sullo scambio di informazioni, però ogni paese lo fa a modo suo, e insomma Dubai francamente non offre
quell'affidabilità che offrono altri paesi. Allora, i soldi che mancheranno ai paesi che non sono paradisi fiscali, tra cui anche l'Italia, secondo Tax Justice Network, che è un'organizzazione non governativa che cerca di diffondere la cultura contro l'evasione fiscale, i soldi che mancheranno saranno circa 4.700 miliardi di dollari, che sono appunto, i soldi che le multinazionali e i super ricchi eviteranno di pagare nei prossimi 10 anni, quasi 2 volte il PIL dell'Italia. E quindi questo è un grande danno per tutti noi, è un grande danno per tutti noi, soldi che potrebbero essere utilizzati per il welfare, per esempio, vengono nascosti nei paradisi fiscali, aumentano le disuguaglianze, il mondo di sopra si arricchisce sempre di più, noi diventiamo più poveri oppure insomma abbiamo sempre più difficoltà. Se tutti pagassero però le imposte, noi potremmo pagare di meno. Volevo farvi vedere, è un filmato di Oxfam che dura 2 minuti e mezzo, 3 minuti, e vediamo. C'era una colazione. No, 22 paghi il tuo caffè e poi quello che non ha pagato il cliente precedente. È uno scherzo? No, non è uno scherzo. Io alla fine della serata ne ho fatto mai uno. Mi sembra tutti devono pagare niente. La persona come lei è andata via senza pagare, perché qui va per vedere questo successivo. Funziona così, devo far tornare i conti di via. Ma chi era questa persona? Non so, una persona che usciva, non so, una persona disonesta che non ha pagato le diverse fatte. Questo va funzionando. No, tu vado che dai. Si sembra stanco, si sembra ingiusto. Non si chiama Carabinieri. Saresti anche un disonesto. Io devo pagare per quegli altri 22 euro. Ascolta. No, ascolta, questo deve venire. Guarda, io se poi ti lascio il concino e anche l'acqua, io non pago per 2 euro, perché ho sentito le scritte che dicono così. Guarda, ti rischia a pagare un titolo per fare un bicchiere. Le persone pagano senza problemi, se c'è fortunato per non Senza problemi, io pago 2,60 euro e senza nemmeno tante storie. Non ti sembra giusto il fatto, però è la stessa cosa che fanno le multinazionali quando non pagano una quota di tasse che loro spetta e la fanno pagare ai cittadini. Noi paghiamo le tasse per le multinazionali che invece non le pagano. E noi facciamo la stessa cosa, questa è la stessa cosa. Noi paghiamo tutti quello che loro non pagano. Facciamo così dai, nostro io. No, no! Allora guardate lì. Ho fatto un saluto. Siamo sinceri, ci stiamo facendo spiegare. Mentre noi paghiamo le tasse che ci spettano, spesso le multinazionali non fanno quello che dovrebbero e riescono anche a farlo fare. Allora, no, io trovo questo filmato molto significativo, oltre che anche è stato fatto qualche anno fa in un bar di Prato e l'obiettivo era appunto quello, di far prendere un po' coscienza
alle persone del fatto che noi non ci rendiamo conto che paghiamo più tasse di quelle che dovremmo, perché c'è qualcun altro che non paga. Una frase che ricordo nel libro che mi ha detto il professor Alessandro Santoro, che oggi è stato qui anche, e che ha presieduto la commissione che stabilisce che quanta evasione fiscale c'è in Italia. L'ultimo dato è 83 miliardi, in discesa rispetto ai 100, ma è anche lui lo dice, è una stima parziale. La cosa che mi ha detto, che riporto appunto nel libro, è che se tutti pagassero le imposte noi potremmo pagare almeno il 20%, cioè chi paga le tasse pagherebbe almeno il 20% in meno, no? Almeno. Quindi è una grande cosa questa, se tutti pagassero pagheremmo di meno. Pagare tutti, pagare meno, questa è una cosa che vale per l'Italia ma vale per tutta l'Europa, perché la situazione più o meno è identica in tutta Europa, cioè ci sono degli strati della popolazione che pagano tutto, pagano tutte le tasse, e degli strati della popolazione, come abbiamo visto anche con quegli esempi nei vari paesi, strati della popolazione in genere è un'esigua minoranza molto ricca, che pagano invece meno di quello che dovrebbero, e questa è una ingiustizia. Le tasse non dovrebbero essere ingiuste, non dovrebbero fare discriminazioni, no? Come dicevo prima, come dice l'articolo 53 della Costituzione, ognuno deve contribuire in base alla propria capacità, e non dovrebbero esserci delle disuguaglianze, dovrebbero esserci delle leggi o delle norme i cui effetti sono il contrario di quello che viene detto, ma questo in Europa è la normalità, purtroppo. Che cosa possiamo fare? Allora, l'Unione Europea dovrebbe armonizzare quanto più possibile il fisco degli Stati membri. Cosa significa? Significa che, come abbiamo visto, i soldi vanno in Olanda, in Irlanda, in Lussemburgo, a Cipro ci vanno un certo tipo di persone, perché ci sono delle leggi, non perché è un ordine naturale delle cose, cioè non è che la natura ha previsto che fosse più conveniente andare lì piuttosto che no, questo è il risultato di leggi che sono state create, che sono state approvate dai parlamenti di quei paesi, anche dai parlamenti dell'Unione Europea, che hanno reso possibile tutto questo. E allora queste cose si possono cambiare, non sono scolpite nella pietra, si possono cambiare, così come sono state create queste leggi possono essere cambiate, e fare in modo che in Europa ci sia un fisco il più possibile comune, equo, eviterebbe che alcuni paesi soffrissero rispetto agli altri, cioè che i soldi da alcuni paesi si trasferissero verso altri, con tutti i danni, no? di penuria di soldi per lo Stato sociale, il welfare, le infrastrutture, le leggi, i poliziotti, i carabinieri, i vigili del fuoco, i medici, eccetera, che esistono nei paesi che non sono paradisi fiscali. Per fare questo però l'Unione Europea ha bisogno di abolire o di ridurre il principio dell'unanimità, perché cosa succede? Succede che l'Unione Europea, se vuoi approvare delle leggi fiscali europee, hai bisogno del sì di tutti i paesi, quindi anche di Lussemburgo, Irlanda, Olanda, Cipro, Malta, che sono 5 paesi che la stessa Commissione Europea ha detto attuano una politica fiscale molto aggressiva. Quindi hai bisogno anche del sì di questi paesi. Questi paesi però non lo danno chiaramente, perché non vanno contro i loro interessi, e quindi se non viene ridotto il principio dell'unanimità non è possibile armonizzare il fisco in Europa. Un'altra misura è questa: è stata approvata una direttiva europea che prevede che le multinazionali devono pagare almeno il 15% di imposte, per evitare i casi che abbiamo visto prima in Irlanda di multinazionali come Apple che pagavano lo 0,005% contro il 30, il 20, il 30, il 40, il 50%, anche di più a volte delle imprese italiane. Questo accordo però ha ancora numerose crepe, e quindi i soldi continuano
a infilarsi in queste crepe, bisogna migliorarlo, e questo può farlo l'Unione Europea. Altra cosa, migliorare gli accordi sullo scambio automatico di informazioni finanziarie, quelli che dicevamo prima, perché anche lì ci sono le crepe e anche lì, anche in quel caso, si può intervenire. Ci vuole una maggiore trasparenza. Per esempio è stato istituito un registro dei beneficiari effettivi che nei vari paesi identifica chi è il vero proprietario di una società. Quindi è una norma importantissima, perché nessuno può più nascondersi, ci deve essere una persona fisica, nome e cognome, poi vedere, magari è anche un prestanome, però quantomeno hai un nome e un cognome. Cosa è successo? È successo che in Lussemburgo uno dei proprietari di queste società lussemburghesi ha fatto ricorso alla Corte Europea di Giustizia per privacy, perché è stata violata la sua privacy, e la Corte di Giustizia gli ha dato ragione. Dal giorno dopo tutti i paesi hanno chiuso i registri dei beneficiari effettivi, nessun altro, tranne le autorità chiaramente, ma nessun giornalista, nessun attivista di un'organizzazione, insomma nessuno può più sapere chi è il proprietario di queste società. Dovremmo aspettare i vari furti, i vari leaks di Panama Papers per capire, ma questa è una mancanza di trasparenza in generale molto importante in nome di un principio della privacy che è un principio personale, ma che in questo caso sta prevalendo e che sta rendendo praticamente impossibile avere la trasparenza in molti paesi. E quindi è questo quello che dicevo, i beneficiari. E poi l'altra cosa, appunto, ritorniamo a tax breach. Occorre una tassa minima globale sui super ricchi nel mondo, sul modello di quella che è stata istituita per le multinazionali. È una tassa che, per esempio, in Europa colpirebbe 500 persone, non di più, sono i super ricchi, ma da lì bisogna cominciare. Una tassa del 2%, e questa almeno è la proposta fatta da Gabriel Zucman, che è un esperto, professore francese che insegna negli Stati Uniti. Queste sono misure che in qualche modo possono contribuire. Andiamo verso la fine, perché poi se ci sono delle domande, con questa frase, chiudo con questa frase di Franklin Delano Roosevelt, pronunciata nel 1936. Il mancato pagamento delle tasse porta a spostare il carico fiscale sulle spalle di chi è meno in grado di pagare. In questo problema immediato è coinvolta la decenza della morale americana. Roosevelt, lo sapete, fu quello che dopo la grande depressione promulgò delle leggi che riuscirono a far rimettere in moto gli Stati Uniti, voleva una maggiore uguaglianza perché c'erano i ultra ricchi americani che non pagavano le imposte, fece una battaglia per questo, ci riuscì, e gli Stati Uniti ebbero fino agli anni 80 un periodo del secolo scorso, decenni di crescita enorme. Dopo è cambiato tutto. Grazie. Se ci sono delle domande.